Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video, la partita dell'Italia è ancora in corso e al momento stiamo vincendo 2-1 e ci sono delle cose da dire abbastanza importanti su questa partita e la prima è che non si possono dare risposte definitive per come la vedo io. Vuoi perché comunque la sfida è un amichevole anche se per alcuni momenti della partita è sembrato il completo opposto. Eh, C'è stato un nervosismo che ho anche fatto un po' fatica a spiegarmi perché alla fine la partita non ha nessuna valenza, è fatta principalmente per tenere le due nazionali in ritmo partita, per fargli trovare affiatamento e continuità, quindi non mi spiego tutto quel nervosismo in campo, ecco. E è una partita che, dicevo, di risposte non ne può dare. E perlomeno a me non ne ha date. Però è una partita che sotto diverse ombre mi è comunque piaciuta. Ho notato un'ostinazione a far partire l'azione dal basso, già con Donnarumma, e che è una cosa che capisco e in alcuni frangenti di partita apprezzo anche. Però ho notato che molte volte è stata tirata forse un po' troppo per le lunghe. Ed è quello che non mi è piaciuto. Ho visto molti momenti in cui Scalvini e Buongiorno fraseggiavano costantemente passandosi e ripassandosi la palla. Roba da starci un minuto buono a passarsi la palla, ma questo anche dovuto al fatto che comunque il pressing del Venezuela non era affatto malvagio, infatti poi il loro gol è avvenuto proprio anche grazie al fatto che pressavano forte e purtroppo Bonaventura diciamo che ha fatto male i calcoli, ecco. Tra l'altro i primi due gol, uno più regalato dell'altro mi viene da dire perché pure quello che ci hanno fatto fare loro, perché ce l'hanno fatto fare, ha dell'imbarazzante. Io intanto qui mi segno, cioè mi guardo pure le note che mi sono scritto e vi dico la sincera verità, secondo me era un po' regalato quel rigore, il rigore per il Venezuela. Poi fortunatamente ha pareggiato, ha parato Donnarumma. Tutto quello che pare, il contatto c'era perché il contatto c'era, però da qui a dare rigore, mm, secondo me un po' ce ne passa. Intanto esce Reteghi ed entra Jack Raspadori. Partita, come vi ho detto, che le risposte non le dà, però ci sono degli elementi che a me sono piaciuti tantissimo. Il primo è che nonostante l'errore è stato Bonaventura. Bonaventura perché è uno che non si arrende, cerca di far continuare l'azione anche quando non ci sono possibilità palesi, è comunque abile tecnicamente e ha delle qualità innate, ha delle qualità veramente innate il ragazzo secondo me, forte forte forte. Un altro che mi è piaciuto tanto è Udoge, che lì a sinistra per larghi tratti di partita in realtà ha giocato anche in maniera magari un po' più accentrata, attaccato alla mezzala. E non capisco perché, visto che l'Italia giocava con la difesa a 3, però per alcune porzioni di partita ha occupato quel posto. Però a livello personale, veramente tanta roba. Giocatore anche lui fantastico. Mi è piaciuto molto Buongiorno. Secondo me ha commesso alcuni errori, perché li ha commessi. Però lo ritengo leggermente un passo avanti a Scalvini. Cioè, perlomeno a me piace più di Scalvini. Eppure Scalvini non è per niente male, parliamoci chiaro. Poi, per quello che ho visto, secondo me, al momento il reparto che mi dà più sicurezza è il centrocampo.
perché a centrocampo secondo me abbiamo fatto una partita della Madonna, tant'è che mi sono segnato il fatto che appunto la manovra partendo dal basso era un po' deficitaria nell'inizio, era abbastanza lenta, molto compassata, sempre alla ricerca di uno spazio, anche molto prevedibile a volte, e invece una volta che il pallone varcava la soglia del centrocampo, l'azione acquisiva molto più dinamismo, molta più energia e anche molta più imprevedibilità. Ci sono state delle azioni sia nel primo che nel secondo tempo, ma più nel primo in realtà, che sono state veramente molto molto belle. Forse perché avevamo anche giocatori che permettevano questo, mi immagino tipo un Frattesi che è giovane e voglia di spaccare il mondo, che mi poteva giocare in una maniera simile, mentre nel secondo tempo abbiamo pensato più a creare delle geometrie a centrocampo con un Jorginho, con un Barella, a fare delle azioni più ordinate. E poi nel primo tempo c'era anche Chiesa, c'era pure nel secondo, però nel primo ha tentato quel tiro da fuori, è stato uno dei migliori nella fase offensiva, se non il migliore. E poi è inevitabile parlare di Retegui. Io l'ho detto nello scorso video che nutro speranze in lui, ma faccio fatica a immaginarmelo sempre come prima punta eh, plausibile, fissa di quest'Italia. Però oggi mi ha dato una grande risposta perché ha fatto due gol su due tiri in cui non ha praticamente manco per un secondo guardato la porta. E vedendo quel tipo di azione, intanto 3 minuti di recupero, guardando quel tipo di gol, quel tipo di tiro, mi ha fatto rivenire alla mente Pippo Inzaghi. Non so se qualcuno di voi ha avuto la mia stessa impressione, però mi è sembrato veramente di rivedere Pippo Inzaghi, perché un fiore del gol eccezionale. Intanto qui Zaniolo fa un qualcosa di meraviglioso. Che bella palla che ha dato a Barè. No, Raspadori, che cazzo fai? Azione bellissima e qui si vede l'estero di Zaniolo. Può piacere o non piacere a livello umano, a livello caratteriale, ma ha delle qualità spettacolari. E poi che altro c'è da dire su questa partita? Barella fa sempre il Barella. Perdonatemi, ma l'ora è quella che è. E poi, devo essere sincero, sono rimasto stupito dal modulo. Non mi aspettavo la difesa a 3. Però non abbiamo giocato male. Secondo me più che altro siamo stati disattenti per alcuni tratti di partita. Abbiamo pensato già a un avversario facile, che le cose fossero facili e abbiamo sottovalutato il tutto. L'abbiamo preso sotto gamba perché non ho visto, tralasciando il gol ricalato, errori così grossolani, così palesi. Alla fine erano delle semplici disattenzioni che ci possono stare nell'arco di 90 minuti. Non me l'aspetto da una squadra, da una nazionale in particolar modo come l'Italia, quello sì. Però è un qualcosa che faccio fatica a non immaginarmi che possa succedere durante l'arco della partita. Intanto ancora Zaniolo sull'out di destra, prova a metterla in mezzo ma sbaglia. Ah, ecco, Di Lorenzo. Di Lorenzo in questo inedito ruolo di difensore centrale. Vi dirò che alla fine, citando qualcuno di ben più famoso, così male non è. Certo, mi sembra un po' snaturato. E mi fa strano anche vederlo giocare in quella porzione di campo, però penso che a conti fatti non sia stato così malvagio. Poi non so chi. Mi sembra che io mi stia dimenticando di qualcuno. Quindi adesso mi vado a rivedere più o meno la formazione, giusto per.
per vedere. Intanto l'applicazione dice la partita è finita e qui è finita adesso, quindi Italia che vince. E allora, chi mi sto a dimenticare? Perché sicuramente qualcuno me lo sto a dimenticare. Locatelli, anche Locatelli non ha giocato male. Cambiaso a me personalmente non mi è piaciuto più di tanto. Eh, non mi ha convinto, ecco. Qualcuno mi ha detto guarda che comunque con la Juve sta a giocare bene, io la Juve non la seguo per ovvi motivi. Però non mi ha convinto più di tanto. E poi vabbè dei nuovi entrati, quello che si è visto di meno è Pellegrini. Però secondo me questo è stato un buon test contro una squadra che ci ha messo in difficoltà, anche se relativamente, perché sì, è vero, hanno avuto comunque delle occasioni da gol, per carità, però alla fine il gol gliel'abbiamo regalato noi, gli abbiamo regalato un calcio di rigore che fortunatamente hanno sprecato. Quindi il problema dell'Italia, secondo me, oggi è stato semplicemente questo, il regalare delle cose, il giocare con disattenzione, perché a livello di gioco ci sono delle basi, non sappiamo in giro. La squadra c'è e anche con giocatori che non sono proprio delle prime linee abbiamo visto che comunque si può far bene. L'avversario era pur sempre quello che era. Il Venezuela non penso brilli nel calcio sudamericano per bellezza di gioco o bravura nel gioco. Però è comunque un amichevole, cioè prendiamola per quella che è. Questo serve per far accumulare minuti, per fare rodaggio, per creare squadra. Quindi è arrivato anche il risultato. Io mi ritengo abbastanza soddisfatto. Adesso sono curioso di vedere la partita con l'Ecuador per vedere se ci sarà un continuo alla prestazione fatta oggi. Se scenderanno in campo gli stessi, e dubito fortemente che scenderanno in campo gli stessi, qualche cambio ci sarà. E sono curioso più che altro di vedere un qualcosa fatto a parti inverse, un cambio di giocatori, perché sarei molto curioso di vedere magari Cambiaso giocare nel ruolo di Di Lorenzo e Di Lorenzo giocare nel ruolo di Cambiaso, perché secondo me Di Lorenzo, se sfruttato magari a tutta fascia, sicuramente riperde un pochino, però a livello di creazione nella fase offensiva ne vai a guadagnare, con tutto che poi Cambiaso ha fatto un assist, per carità, quindi però boh, vorrei vederci Di Lorenzo. Vorrei vederci Di Lorenzo. E poi per il resto, sorpreso da Reteghi. Però, gol così, ragazzi, magari cerchiamo di non regalarne, sarebbe meglio. Tanto Spalletti non so a chi sta a sbroccare prima del dialogo a fine partita. Io sono stanco morto e faccio fatica a connettere. Chiedo venia. E niente ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Grande Reteghi, Forza Italia. E noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella.